complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. È stato un anno importante per il campionato provinciale di beach volley a Vicenza. 3 nuovi arbitri e 3 supervisori. Iscrizione gratuita ad una tappa nazionale per ogni vincitore delle tappe open, ma soprattutto un livello tecnico, a detta dei protagonisti, aumentato notevolmente. Siamo partiti i primi di maggio con il nostro 16° campionato di beach volley, in quanto è da 16 anni che organizziamo questo circuito che gira per tutta Vicenza. Abbiamo fatto 3 tappe dell'Open, alle quali hanno partecipato gente di tutte le regioni, tanto che il livello era quasi di una qualifica del campionato italiano, maschile e femminile. In più anche ci siamo occupati del giovanile a livello under 17 e under 20. L'abbiamo fatto perché comunque nelle tappe c'era un livello tecnico molto, molto alto, con giocatori da tutto il nord Italia, anche dal centro Italia, e ci ha consentito di allenarci anche per altri tornei che avremmo intenzione di fare in estate. In generale è stato un ottimo allenamento anche per questo master, aver fatto le tappe con il provinciale, insomma c'era un'ottima organizzazione e un bellissimo torneo. Vicenza non ha le spiagge, ma i campi selezionati di Cassola, Cornedo, Recoaro e Valli del Pasubio, che fra l'altro vediamo nelle immagini con il master finale, sono terreni di gioco di primo livello. Sono ottime, non avendo le spiagge, sono curate bene e organizzate bene. Basta pensare anche qua che siamo in mezzo al Pasubio e sono riusciti a fare 2 campi da fare un torneo, una finale di un master provinciale. Ospitare qui un master per noi è un onore, perché vuol dire che abbiamo fatto anche delle cose fatte bene negli anni passati, ci dà lustro e speriamo che si possa proseguire per sempre a fare queste cose, insomma, per noi. E a Valli del Pasubio le finali hanno incoronato campioni 2011 la coppia Ensabella Milocco nel femminile e Sartori Randon nel maschile. Le tappe sono state molto interessanti perché ci hanno messo a confronto anche con coppie non solo di Vicenza, c'erano coppie da Milano e anche da Verona. È stato un titolo ricercato perché comunque l'anno scorso abbiamo perso in finale, quindi io e la mia compagna ci tenevamo ad affermarci anche in provincia. Non ho potuto fare le altre tappe perché ero impegnato con i playoff di B2, però ho sentito che il livello si è alzato molto e praticamente è stato un ottimo campionato, diverso dagli altri, sicuramente questo. Nel giovanile femminile invece titolo a Gennari Miotello in under 17 e a Montanari Milani in under 20. Nel maschile vincono Bedin Schiro in under 17. Per i giovani tanto entusiasmo e qualche difficoltà nel passaggio dalla palestra alla sabbia. È più facile giocare in palestra, però ci siamo divertiti, a noi contava questo, non ci interessava andare a vincere cosa. È successo e siamo stati molto sorpresi. È stato il primo anno che abbiamo giocato a beach, under 17, è stato molto, molto bello, è un'esperienza che invito a fare a tutti. Per giocare a beach ci vuole tanto divertimento e deve essere un po' di fortuna, è stata un'esperienza molto bella. Io gioco all'Unione Sportiva Altair e ho scelto di iscrivermi al torneo di beach volley per continuare ad allenarmi, anche se non in indoor, per continuare a giocare comunque per divertimento.